Prima di campionato al Palaverde tra i Moco Volley ed E più Pomì Casalmaggiore. Due squadre con qualche assenza, Il e Folì assenti per la formazione di casa, Carly Lloyd, la regista per la squadra ospite. Nel primo set, a sorpresa, approfitta della ruggine delle Pantere e di 6 errori e con le buone prove offensive di Vasileva e Montibeller, Casalmaggiore confeziona il sorprendente 25-23 che gela i 250 spettatori del Palaverde. Nel secondo set il diesel delle Pantere inizia a carburare la squadra veneta con il 100% di Sara Farr, premiata MVP all'esordio, e un gioco meno falloso porta la squadra di casa in parità con un perentorio 25-12. Nel terzo parziale molto equilibrio all'inizio con Casalmaggiore avanti 6-2, ma Limoco non ci sta e aggancia le avversarie a quota 11. Paola Egonu, 25 punti alla fine, miglior marcatore dell'incontro, entra in battuta sul 14-13 e ne esce sul 24-14 per la sua squadra, che si impone facilmente 25-15. Più equilibrato il terzo parziale con la brasiliana Montibeller che tiene viva la formazione ospite, che riesce a tenere il punteggio, ma alla fine Limoco Volley con le sue centrali e un gioco tornato spumeggiante si impone 25-19 per il 3-1 finale. 3 punti per Conegliano, ma una buona prova per le ospiti di Casalmaggiore al Palaverde.